polizia arresta un rapinatore e 2 ladri a Mestre grazie alla collaborazione dei cittadini. Città capoluogo del Veneto domani paralizzate dalle manifestazioni della CGIL per annunciati disagi per la mobilità nazionale. Al via i lavori per cambiare il look di via Costa a Mestre. Fra 1 anno e mezzo il comune promette un viale alberato, una fontana e una zona pedonale pavimentata. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Ha minacciato e poi aggredito con un taglierino un panettiere in via Cappuccina allo scopo di rapinarlo e poi è fuggito, ma è stato trovato grazie alle indicazioni di un testimone che lo ha visto appunto fuggire. Si chiama Silvio Papini, di 42 anni, ed è entrato in azione ieri sera alle 19:45 nel momento in cui il negozio stava per chiudere e aveva la cassa fornita. Una rapina violenta. Il fornaio, che è stato giudicato guaribile in 20 giorni, ha tagli su molte parti del corpo, al viso, al collo, alla fronte, alle gambe e alla mano destra. Grazie al testimone che lo ha visto salire su un autobus diretto all'ospedale di Zellarino, la polizia lo ha potuto intercettare all'altezza di via Gozzi, fermare il mezzo pubblico, identificarlo e arrestarlo. Ed è sempre grazie alla collaborazione fra polizia e cittadini che si è conclusa con successo un'indagine avviata per trovare 2 ladri e un bottino di 90.000 euro che aveva portato sul lastrico un negoziante di Mestre. Sentiamo la storia nel servizio. Recuperata la refurtiva e scoperti i ladri che avevano rubato 90.000 euro di merce griffata e messo in ginocchio il titolare del negozio Versace a 100 metri da Piazza Ferretto. Sono 2 moldavi che risiedevano in vicolo della Pineta a Mestre con il furgoncino sotto casa usato per il furto. Non riaprirò più, si era sfogato con la polizia sconsolato il derubato Franco Scandelari, e invece gli agenti del commissariato di Mestre sono riusciti con la sua collaborazione a trovare i 2 malviventi e a recuperare quasi tutta la refurtiva. Sono Igor Panfil, di 24 anni, regolare, che però non aveva rinnovato il permesso di soggiorno, con precedenti per furto e rapina, e Valerio Vranescu, di 37 anni, clandestino, già espulso con un volo partito da Verona, con precedenti per furti e rapina. Che sensazione ha provato quando ha consegnato il bottino ad un imprenditore che stava per chiudere, deluso dal furto? Una fortissima sensazione, perché nei suoi occhi abbiamo ricevuto il grazie polizia che neanche 1000 parole avrebbe potuto dirci. È un esempio di forte collaborazione tra cittadini e forze di polizia. Quando c'è attenzione anche da parte della cittadinanza e c'è una comunicazione immediata e precisa, si riesce ad arrivare quasi sempre all'obiettivo, cioè arrestare i ladri. Il furto è stato messo a segno nella notte tra il 28 e il 29 ottobre e la polizia è riuscita a risalire ai 2 pregiudicati grazie alle indicazioni fornite dal titolare, che si ricordava 2 persone che erano entrate nel negozio e avevano provato tutti i capi rubati. L'indicazione fornitaci delle persone che erano andate prima a vedere cosa si poteva rubare. E ora guardate queste immagini, trovata anche altra merce che si sospetta sia stata rubata. La polizia cerca i proprietari. Non sono in aumento soltanto i furti, ma anche i borseggi, soprattutto sugli autobus affollati e in particolare quelli che stanno offrendo il servizio sostitutivo del tram. Sentiamo. Attenzione, sono in aumento i borseggi negli autobus. Nel mese di ottobre sono giunte all'assessorato alle politiche sociali in un solo mese 32 richieste da parte di ultra settantenni per attingere al fondo messo a disposizione del comune per le vittime dei borseggi e dei furti nei mezzi e CTV. Una cifra record se si considera che nel 2011 sono state appena 72 le richieste di rimborso. A dare un'impennata al fenomeno è stata la fermata del tram e la sua sostituzione con l'autobus. Il servizio è appena sufficiente a coprire le esigenze degli utenti e spesso i bus sono sovraffollati, una condizione ideale per i malviventi in cerca di portafogli da sfilare in borsette e tasche. Si tratta della linea più a rischio e anche per questo gli operatori del progetto Occiociò sono saliti oggi negli autobus per allertare i viaggiatori e dare loro consigli utili a non farsi derubare. In particolare occhio agli spintoni. Sulla linea si stanno concentrando i borseggiatori del mercato di Mestre e anche se ci sono agenti in borghese spesso riescono a farla franca. Continuano le indagini per identificare il corpo trovato nella laguna sud di Campagna Lupia. I carabinieri stanno confrontando i dati della salma con le persone di cui è stata denunciata la scomparsa, ma il corpo in cattivo stato di conservazione non lascia molte speranze. Sentiamo.
È giallo a Campagna Lupia, dove a Lova, in Laguna Sud, è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo sui 40 anni. I carabinieri di Chioggia stanno cercando di scoprire l'identità dell'uomo, comparando le denunce di persone scomparse della zona, il cui corpo forse è giunto lì a causa delle mareggiate, delle piene dei fiumi di questi giorni. La salma è stata notata lunedì mattina alle 9 da cacciatori e pescatori che si trovavano nella valle Perimpiè e sono stati chiamati i carabinieri, i vigili del fuoco e il SUEM. Da un primo esame medico sembra che il cadavere si trovasse in acqua da 15-20 giorni, indossava una tuta Adidas scura e aveva ai piedi ancora delle scarpe da tennis. Appare quasi certo che l'uomo non si sia buttato in acqua in quel punto, una zona molto difficile da raggiungere se non si è ben equipaggiati, ma i militari stanno ugualmente effettuando controlli nella valle, che è stata teatro di operazioni di sorveglianza proprio 15 giorni fa, perché erano stati notati bracconieri che sono stati messi in fuga. Si preannunciano disagi domani per la manifestazione di protesta organizzata a Mestre che paralizzerà la mobilità in città per l'intera mattinata. I manifestanti partiranno dalle 8:30 dalla rampa Cavalcavia per raggiungere piazza Ferretto. L'iniziativa si terrà in contemporanea con la formazione di altri cortei nelle città capoluogo del Veneto e nell'ambito di uno sciopero di tutti i settori, ad eccezione della scuola e del pubblico. I treni si fermeranno dalle 14 alle 18 e le partenze delle navi saranno ritardate di 4 ore. Preannunciati disagi anche nelle autostrade. La protesta è stata indetta dalla segreteria nazionale della CGIL contro le misure di austerità assunte dall'Europa, che trascinano l'Europa appunto nella stagnazione economica. E a Venezia la CGIL pone il problema del futuro industriale di Porto Marghera, minacciato dalla torre di Pierre Cardin che muterebbe la vocazione dell'area. E oggi a Venezia gli studenti del liceo artistico statale hanno occupato l'istituto inaugurandola con una performance teatrale per protestare contro i tagli e i disagi vissuti nella scuola con aule inagibili, finestre rotte e strumentazione inutilizzabile. Hanno gettato soldi finti dalla finestra usando come colonna sonora Money dei Pink Floyd e recitato brani del copione del dittatore di Charlie Chaplin. E voltiamo pagina, parliamo della Coppa America che sembra proprio abbia scelto Napoli per le regate del 2013, lasciando a bocca asciutta Venezia. Il sindaco Giorgio Orsoni è pronto ad impugnare un contratto firmato dall'organizzazione per portare 2 edizioni in Laguna. Vediamo. Napoli compra la Coppa America con 4,5 milioni di euro di denaro pubblico e fa rimanere a bocca asciutta Venezia. È in sintesi quello che è accaduto, secondo le voci di corridoio di Cafarsetti raccolte oggi, che hanno commentato il comunicato della CEA, America's Cup Event Authority, emesso ieri sera e che ha ufficializzato Napoli come sede unica delle regate nel 2013, prima della conclusione della manifestazione 4 luglio-7 settembre nella Baia di San Francisco. L'annuncio è stato un fulmine a ciel sereno per il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, che ha reagito con indignazione. Nei prossimi giorni valuterà il da farsi. Quel che è certo è che esiste un contratto con l'organizzazione che la vincola a portare nel bacino di San Marco 2 edizioni e dunque il comune ha in mano un impegno formale da far valere anche in sede giudiziaria. È ancora presto per parlare di vie legali, il sindaco non è stato ancora contattato dagli organizzatori e non ha ancora gettato la spugna. Lo scippo non fa cambiare idea al primo cittadino veneziano sugli stanziamenti pubblici negati alla Coppa America, però. Per un principio etico il comune ha deciso che non darà fondi pubblici al team della manifestazione, ma ricorrerà soltanto a sponsor privati. Detto questo, Orsoni non intende fare la guerra a Napoli per impedirle di gravare sulle tasche dei contribuenti per una kermesse sportiva. Ognuno in casa propria fa quello che vuole e nei prossimi giorni si saprà quale posizione assumerà Venezia. E stamane è stato dato il via ufficiale all'intervento di riqualificazione di Via Costa, dove ora c'è l'asfalto. Secondo il progetto sorgerà fra 1 anno e mezzo una fontana e un tratto lungo il Canal Salso sarà rifatto in pietra e pedonalizzato. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Il Noceto presenta Noce d'Oro, qualità superiore, sapore inconfondibile. Cerca il punto vendita più vicino a te su www.ilnoceto.it.
Ed ora diamo uno sguardo, come di consueto, all'area metropolitana. Iniziamo dalla provincia di Venezia, dove l'allarme per l'aumento della criminalità sta mettendo sotto pressione amministratori e forze dell'ordine. Sentiamo. Dopo l'ondata di furti che sta imperversando nel porto gruarese, le forze dell'ordine hanno deciso di intensificare i controlli. Da una settimana i carabinieri hanno rafforzato le pattuglie notturne, in collaborazione anche con Guardia di Finanza, Polizia del Commissariato Stradale e con gli agenti di polizia locale. Aperta la vendita degli abbonamenti alla stagione teatrale di Mirano, che partirà il 20 novembre con l'Infinito di Tiziano Scarpa. Il costo dell'abbonamento, in tutto 7 spettacoli, va dagli 85 ai 100 euro. In cartellone anche la prosa cantata di Giulio Casale, Sabrina Impacciatore e Carlo Cecchi, con Edipo a Colono di Elsa Morante. Ci spostiamo ora nella Marca trevigiana per parlare di una vera e propria mobilitazione a difesa di un monumento. Sentiamo quale. Ha toccato quota 6.000 la petizione per salvare le mura di Castelfranco, con un'adesione record di quasi 1.000 firme in un giorno solo, grazie al banchetto del Rotaract. Fino a primavera 2013 il Comune cercherà di raccogliere quante più firme possibile per poi chiedere i finanziamenti del restauro alla Regione. La famosa scuola enologica Giovanni Battista Cerletti di Conegliano ospita in questi giorni l'11° congresso della rete di scuole enologiche europee, con istituti provenienti da Svizzera, Francia, Germania, Austria e Spagna, in totale 27 scuole. Il tema è la formazione di professionisti del vino, tra educazione e critica. Andiamo infine in provincia di Padova, dove attraverso piccoli stratagemmi si cerca di dare un po' di ossigeno al commercio in crisi. Spopola ad Albignasego la campagna dei buoni sconto. In appena un mese i negozianti hanno distribuito 28.000 ticket da €1. In pratica ogni 20 euro di spesa i clienti ricevono un buono sconto da €1. Si continuerà così fino a fine anno, mentre il 16 dicembre, in occasione del mercatino, il buono sconto raddoppia. Si è concluso con successo ad Abano il corso per pizzaioli Pizza Dez Amore. Tra i partecipanti molti allievi stranieri provenienti ad esempio da Argentina, Marocco e Romania. I 18 neopizzaioli si sono sfidati nelle categorie gusto, cottura e presentazione. Ha vinto la pizza Porca Zucca Vuota. Telereporter è la migliore possibilità di lavoro per chi ama la comunicazione. Ti sei laureato o sei un laureando? Vuoi inserirti in questo settore? Allora chiamalo 041 931514 oppure manda una mail a redazione@televenezia.it. E vi ricordo che nella nostra pagina web abbiamo pubblicato la terza puntata della rubrica Gondola, dedicata alle tradizioni veneziane e affidate all'ironia del personaggio Ercanaia. Ed ora spazio alle previsioni meteo per i prossimi giorni. Pressione in aumento, il che significa tempo stabile e soleggiato, farà più freddo. Mercoledì 14 novembre, sereno o poco nuvoloso con bora moderata sulla costa, minime in diminuzione, massime stazionarie, mare mosso. Giovedì 15 novembre, sereno e soleggiato, foschie notturne, temperature in calo, specie le minime, sotto la media stagionale, mare da mosso a poco mosso. Venerdì 16 novembre, tempo bello e ben soleggiato, nebbie nelle ore più fredde, valori termici invariati, compresi fra i 4 e i 12 gradi. Sabato 17 novembre, cielo coperto da foschie, nebbie e nubi basse, precipitazioni assenti, temperature stabili. La marea di mercoledì 14 novembre è sostenuta, la massima alle 10:10 80 cm, la minima alle 16:55 meno 35 cm.
Vi lasciamo con una vera chicca, e cioè con alcuni stralci del nuovo spettacolo di Marco Paolini che ha appena inaugurato la stagione teatrale di Mira. Parla di uomini e cani ed è dedicato a Jack London. Con queste immagini io vi saluto e vi do appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là dicevano che bella la casetta in Canada. Lì, in Canada, era di moda il Canada, eravamo tutti là. Era la grande corsa all'oro, la crisi del 97. Ve la ricordate la crisi del 97? Gli uomini impazziscono in gruppo, poi rinsaliscono uno alla volta, ma ci vuole tempo. Scrivere storie per venderle al pubblico è come ingannare le vedove. Mami Jenny, mendicare ai giornali per vendere le storie. Bisogna trattenere la furia. Bisogna tirare sulla neve, come cani da slitta.